santo altar mi ha preso, Signor, mia gioia e mio amor. Oh Signore, che scruti il mio cuore, dal maligno mi salvi il tuo amor. Al tuo santo altar mi ha preso, oh Signor, mia gioia e mio amor. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Ci troviamo a celebrare l'Eucarestia. La liturgia ci invita a contemplare in modo particolare il Corpus Domini e l'Eucarestia, ma anche la Chiesa. Noi siamo Corpus Domini. All'inizio di questa celebrazione pasquale, domenicale, riconosciamoci, bisognosi di quell'amore di Dio che perdona ed accoglie. Signore, che hai prefigurato nella manna del deserto il pane eucaristico, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Cristo, che ci hai dato la tua carne come cibo e il tuo sangue come bevanda, Christe eleison. Christe eleison. Signore, che hai nascosto la tua regalità infinita nell'umiltà dell'Eucaristia, Kyrie eleison. Kyrie eleison. Dio Onnipotente, abbia misericordia di noi, per i nostri peccati, i nostri errori, ci conduca alla vita eterna. Amen. Gloria, gloria, in excelsis Deo. Gloria, gloria, in excelsis Deo. E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore, Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Excelsis Deum. Preghiamo. Signore del cielo e della terra, che ci raduni in festosa assemblea per celebrare il sacramento pasquale del corpo e sangue del tuo Figlio, fa che nella partecipazione all'unico pane e all'unico calice impariamo a condividere con i fratelli i beni della terra e quelli del cielo. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te, nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli.
Dal libro della Genesi. In quei giorni Melchisedec, re di Salem, offrì pane e vino. Era sacerdote del Dio Altissimo e benedisse Abram con queste parole. Sia benedetto Abram dal Dio Altissimo, creatore del cielo e della terra, e benedetto sia il Dio Altissimo che ti ha messo in mano i tuoi nemici. E Abramo diede a lui la 10ª di tutto. Parola di Dio. Ripetiamo insieme: tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Oracolo del Signore al mio Signore. Siedi alla mia destra finché io ponga i tuoi nemici a sgabello dei tuoi piedi. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. Lo scettro del tuo potere estende il Signore da Sion, domina in mezzo ai tuoi nemici. Tu sei sacerdote per sempre, Cristo Signore. A te il principato, nel giorno della tua potenza, tra santi splendori, dal seno dell'aurora, come rugiada, io ti ho generato. Tu sei sacerdote per sempre. Il Signore ha giurato e non si pente. Tu sei sacerdote per sempre, al modo di Melchisedec. Tu sei sacerdote per sempre. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e, dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: «Questo è il mio corpo, che è per voi. Fate questo in memoria di me». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: «Questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete in memoria di me». Ogni volta, infatti, che mangiate questo pane e bevete al calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Parola di Dio. Rendiamo grazie. Alleluia, alleluia, alleluia. Io sono il pane vivo, sceso dal cielo, dice il Signore. Se uno mangia di questo pane, vivrà in eterno. Alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a Dio, Signore. In quel tempo Gesù prese a parlare alle folle del regno di Dio ed a guarire quanti avevano bisogno di cura. Il giorno cominciava a declinare e i 12 gli si avvicinarono dicendo:
congeda la folla, perché vada nei villaggi, nelle campagne, dei dintorni, per alloggiare e trovare cibo. Qui siamo in una zona deserta. Gesù disse loro: voi stessi date loro da mangiare. Ma essi risposero: non abbiamo che 5 pani e 2 pesci, a meno che non andiamo noi a comprare viveri per tutta questa gente. C'erano infatti circa 5.000 uomini. Egli disse ai suoi discepoli: fateli sedere a gruppi di 50 circa. Fecero così, e li fecero sedere tutti quanti. Egli prese 5 pani e 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò su di essi la benedizione, li spezzò e li dava ai discepoli, perché li distribuissero alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e furono portati via i pezzi loro avanzati, 12 ceste. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Alleluia. 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 Sia lodato Gesù Cristo. Festa del Corpus Domini, ancora una volta vogliamo contemplare la centralità dell'Eucaristia dentro la nostra vita di credenti. Pane e vino, corpo e sangue che ci dicono la vita di Cristo per voi, per noi. Prendete e mangiate, questo è il mio corpo, prendete e bevete, questo è il mio sangue. E in questa festa del Corpus Domini siamo invitati a fare nostro il brano di Luca che la liturgia ci regala questa sera. Date voi stessi da mangiare. E ci ricorda la bellezza della messa, che è fonte e culmine del nostro essere cristiani. Veniamo a messa per ricevere in dono il pane della vita, ma per farci capire che ciò che ho ricevuto sono chiamato a dare. Una vita vale la pena viverla quando questa diventa un dono e un dono per gli altri. Date voi stessi a queste persone. È vero, possiamo dare le nostre cose, i nostri soldi, il nostro tempo, ma l'unico vero dono, ci ricorda Gesù, è dare se stessi. Lo ripeto, fare della propria vita un dono, perché è l'unica cosa che dà valore alla vita di un uomo. Sì, è perché io mi dono che riesco a dare senso alla mia vita e, guarda caso, alla vita degli altri. Allora la festa di oggi non è solo contemplare l'Eucaristia, ma ricordarci che io, voi, insieme, siamo corpo di Cristo. Siamo chiamati a essere dono per gli altri. Allora domandiamoci in che modo cerchiamo di vivere la nostra relazione con Cristo verso gli altri. Siamo persone che costruiscono muri, siamo persone di relazioni, siamo persone che costruiscono ponti. Ecco, su tutto ciò siamo invitati un po' a riflettere. La festa di oggi, e vado a concludere, ci dice che io ricevo l'Eucaristia e io stesso divento per gli altri Eucaristia, divento pane spezzato per gli altri, in virtù della nostra fede. Sia lodato Gesù Cristo.
Domando a me stesso e a voi. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Credete in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, che nacque da Maria Vergine, morì e fu sepolto, è risorto dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Questa è la nostra fede, questa è la fede della Chiesa e noi ci gloriamo di professarla in Gesù Cristo, nostro Signore. E vogliamo trasformare quanto la parola ha suscitato in noi in preghiera. Insieme diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Per tutta la Chiesa sparsa nel mondo, perché celebrando il mistero del corpo e del sangue del Signore possa crescere nell'annuncio del suo Vangelo. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra società, contagiata dal virus dell'autoreferenzialità e dell'autosufficienza, perché attraverso la testimonianza dei cristiani impegnati nelle amministrazioni della cosa pubblica, possa crescere nella condivisione fraterna e nell'accoglienza delle diversità. Noi ti preghiamo. Ascoltaci. Ascoltaci, o Signore. Per i malati terminali, perché comunicandosi al viatico del corpo del Signore possano affidare con fiducia la propria vita a Dio e alla preghiera solidale della Chiesa. Noi ti preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Per la nostra comunità, perché possiamo vivere la divina liturgia come scuola di condivisione e di comunione, soprattutto con coloro che soffrono nell'indigenza e nella povertà. Noi ti preghiamo. Ascoltaci. Nel cuore portiamo tante preghiere per le persone a noi care, viventi, per coloro che ci hanno preceduto nella vita eterna. Per Cristo, nostro Signore. Amen. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Noi lo presentiamo a te, perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vite e del lavoro dell'uomo. Noi lo presentiamo a te, perché diventi per noi bevanda di salvezza. Preghiamo insieme, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Ci alziamo in piedi. Concedi benigno alla tua Chiesa, o Signore, i doni dell'unità e della pace, misticamente significati nelle offerte che ti presentiamo. Per Cristo nostro Signore. Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, lodarti, ringraziarti, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Sacerdote vero ed eterno,
Egli istituì il rito del sacrificio perenne. A te per primo si offrì vittima di salvezza e comandò a noi di compiere l'offerta in sua memoria. Il suo corpo per noi immolato è nostro cibo e ci dà forza. Il suo sangue per noi versato è la bevanda che ci redime da ogni colpa. Per questo mistero, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo unanimi l'inno della tua lode. Santo, 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 il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugia del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mio Signore, mio Dio, aumenta la nostra fede. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta. O Padre, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, la tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi perfetta questa Chiesa nell'amore, come con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, i diaconi. Ricordati, Padre, anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna
insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, i santi Ermagora, Fortunato, Eufemia, Crisogono e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. A una sola voce preghiamo, come il Signore ci ha insegnato. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci nella tentazione, liberaci dal male. liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni paura, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace, vi dono la mia pace. Non guardare i nostri peccati e i nostri errori, ma alla fede della tua Chiesa, e dona la vita, pace e gioia, secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con tutti voi. E con il tuo spirito. Con lo sguardo ci scambiamo il dono della pace. Pace. La chiave Gesù. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio. Ecco colui che toglie il peccato del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore. Corpo e sangue di Cristo ci custodiscano per la vita eterna. Per la comunione, chi lo desidera rimane al suo posto in piedi, altrimenti può accomodarsi. Chi mangia di me, vive di me. Chi mangia di me ha la vita eterna, dice il Signore.
Preghiamo. Donaci, o Signore, di godere pienamente della tua vita divina nel convito eterno che ci hai fatto pregustare in questo sacramento del tuo corpo e del tuo sangue. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. Uscendo dalla Basilica, chi lo desidera può prendere insieme con le notizie e gli appuntamenti per la nostra comunità. Troviamo anche tutti gli orari delle varie celebrazioni. In questa settimana in particolare ricordo una Santa Messa che verrà celebrata all'aperto, in diga, martedì mattina alle ore 5 nel solstizio d'estate. O Signore, noi ti adoriamo di fronte a questo mare che tu anche per noi hai creato. Ti ringraziamo per averci donato con la vita la passione per le cose buone, belle e vere. Dirigi tu, o Signore, i nostri passi, difendi il nostro cammino. L'aiuto della tua grazia ci renda vittoriosi di tutti i pericoli del corpo e dell'anima. A noi dona, Signore, un cuore semplice che non si ripieghi di assaporare le proprie tristezze, un cuore fedele e generoso che non dimentichi alcun bene e non serbi rancore di alcun male. Un cuore grande che nessuna ingratitudine possa chiudere e che nessuna indifferenza possa stancare. Fa, o Signore, che nella visione serena di una laguna tranquilla noi sentiamo un anelito verso il cielo, nello sconfinato orizzonte del nostro mare, che noi vediamo lo splendore della tua bellezza ed onnipotenza. Fa, o Signore, che nella solitudine della notte noi sentiamo la tua presenza. Così sia. Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per intercessione della Beata Sempre Vergine Maria, Madonna di Barbana, vi benedica Dio Onnipotente, che è Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Buona settimana a tutti. Sempre sul banchetto potete trovare anche la preghiera del turista, dell'ospite, del villeggiante. Buona settimana a tutti ancora. L'ultimo raggio di sole muore sull'onda marina e in un tramonto di sogni lontano la barca cammina fra 1000 stelle d'argento. Va il pescatore contento, sente nel cuore un sussulto d'amore, sospira pregando così. Madonnina del mare, non ti devi scordare di me, vado lontano a vogare, ma il mio dolce pensiero è per te. Canta il pescatore che va, Madonna
Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà. Canta il pescatore che va. Madonnina del mare, con te questo cuore sicuro sarà.
grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Bene, in questa festa della Trinità ci ha appena augurato in questo saluto trinitario, ecco, che la pace sia con noi. Ecco, siamo nella gioia e lieti di essere qui quest'oggi per festeggiare insieme a Don Manuel, perché il Signore l'ha chiamato e lui ha risposto: ti seguirò, Signore, come abbiamo cantato. Grazie al Signore prima di tutto, e grazie anche a voi che siete qui quest'oggi, nonostante l'inclemenza del tempo. Si dice sposa bagnata, sposa fortunata, forse vuol dire anche prete bagnato, prete fortunato. E ringraziamo intanto la mamma Yolanda che è qui con noi, lei nonostante i suoi problemi di salute, il sindaco con sua moglie e tutti quanti voi. E iniziamo questo momento di ringraziamento, di lode, questa Eucaristia al Signore, la prima Eucaristia solenne di Don Manuel. Coraggio. Fratelli e sorelle, Dio è amore, Dio è famiglia e comunione, Dio è Trinità. Riconosciamoci peccatori per non aver corrisposto al suo amore e invochiamo la sua misericordia. Carissimo Don Manuel, è la prima volta che sono chiamato a tenere un'omelia per una prima messa e mi sento davvero emozionato, con quel misto di tremore e di gioia che si avverte quando si fanno delle cose importanti. Molte cose si potrebbero dire, ma solo alcune credo sia necessario non tacere. Ne ho scelte alcune fra le tante che ti offro con l'umiltà di un fratello, senza pretese di offrire delle verità che possiedo, ma con il cuore di chi gioisce. Le dirò usando alcune parole che ti consegno come perle preziose e come augurio sui tuoi passi. Cari amici, non me ne vorrete se parlerò soprattutto dell'esperienza del sacerdozio, ma non sentitevi esclusi, poiché il sacerdozio ministeriale si radica sul sacerdozio battesimale, e così parlare di Manuel, Don Manuel, è come parlare di ogni battezzato. Grazie, anzitutto grazie. La prima e fondamentale parola che ti dico è grazie. Grazie perché hai detto di sì al Signore, che ti ha chiamato fin dal grembo materno, e superando con tenacia tante piccole e grandi prove, le conosciamo e non sono qui adesso ad elencarle, ma hai perseverato nel cammino che oggi ti porta all'altare del Signore. Se ho trovato grazia ai tuoi occhi, Signore, che il Signore cammini in mezzo a noi. Belle queste parole, le parole di Mosè che ci ha consegnato la prima lettura. La preghiera di Mosè per il suo popolo è la stessa preghiera che oggi abita nel tuo cuore. Caro Manuel, sei stato consacrato per essere prete, non per fare il prete. Nonostante tutte le caricature con le quali le persone spesso connotano il ministero, e talvolta noi stessi lo definiamo, credo sia utile ribadire con forza che questo sacramento non è stato, non è e non sarà mai un mestiere, come al centro il fare cose.
Potrebbe certamente correre il rischio di diventarlo, ma questo pericolo andrà subito affrontato con i giusti anticorpi, velocemente, anzi direi senza indugi, comprendendo e rimeditando giorno dopo giorno l'essenza di questo sacramento. Ma anzitutto grazie, come vi dicevo, grazie per aver detto di sì alla chiamata, grazie per camminare con noi, grazie perché attraverso il tuo sì vediamo che è ancora possibile dire una parola definitiva sulla propria vita, che non tutto è consegnato al temporaneo, alla fragilità. Il tuo sì ci illumina e ci dice che ha ancora senso dare tutto a Dio, che il Vangelo è una cosa seria, non è una favola, e che vale la pena di metterci sopra la vita. La seconda parola che ti voglio consegnare è relazione. La prendo a prestito dalla solennità che celebriamo, quella della Santissima Trinità. A prima vista si potrebbe dire che le due cose appaiano distanti, la Trinità e il sacerdozio, il mistero del cuore di Dio, unica sostanza e Trinità di persone, e il mistero del prete. Ma mistero e ministero sono invece collegati, e non solo perché le parole si assomigliano. Mi sembra che sia opportuno ricondurre tutto al cuore di Dio, a Dio in sé. Guardare il cuore di Dio, quella che chiamiamo, in una parola forse difficile, l'ontologia della Trinità. Ma questo ci può illuminare a cogliere che la chiave di tutto sta proprio nella relazione. Si esprime il dato di fede secondo cui questo Dio è essenzialmente uno, ma non è solo un monolite, è distintamente tre, ma non come cozzaglia di tre in uno. È uno perché agape, amore di dedizione di Padre, Figlio e Spirito Santo. Che tutti siano uno come io e te siamo uno, dice Gesù nella sua preghiera sacerdotale al Padre, così come ci racconta il Vangelo di Giovanni. E questa è in fin dei conti la formula breve della Trinità, un punto di luce e di fuga formidabili per cogliere l'essenza del ministero del sacerdote, è relazione. Se Dio è relazione di amore, anche il sacerdozio è relazione di amore, con Dio e con le persone. Carissimo Don Manuel, tu hai acquistato con Cristo una relazione fondamentale. Sei diventato partecipe del suo unico sacerdozio, così che non lo rappresenti semplicemente o lo eserciti, ma lo vivi in Cristo. Sei in Cristo e Cristo vive in te. Questa è la mia seconda parola, che diventa un augurio. Vivi la relazione, coltiva le relazioni. Il servizio. E siamo alla terza parola. Giovanni Paolo II scriveva: ogni vocazione sacerdotale è un grande mistero, è un dono che supera infinitamente l'uomo. Ognuno di noi sacerdoti sperimenta in tutta la sua vita. Di fronte alla grandezza di questo dono sentiamo quanto siamo adesso inadeguati. Sì, il sacerdote è un mistero a se stesso e agli altri, un mistero rischioso, inquietante, perché
è la trasparenza di Dio, e il rischio più grande lo vive proprio Lui, Dio, che si fida di questo suo servo, guardandolo nel profondo. Prete, ma chi sei? Uno che serve, uno che fa della propria vita un servizio. Essere prete è un modo inutile di amare, inutile come ogni amore, inutile come l'aria che respiriamo o la luce che ci illumina, inutile perché non inutile. Sant'Agostino diceva: con voi sono cristiano, per voi sono vescovo e prete. Per ogni sacerdote questo essere per significa che la comunità cristiana può far conto su di lui. Questo essere per sarà fondamentale per la tua vita. E il servizio, l'ultima delle parole che ti voglio consegnare, ma anche quella più impegnativa. E se il mio discorso fino adesso potrebbe essere stato retorico, forse qualcuno magari lo ha anche pensato, ma io comunque sono convinto di quello che ti ho detto. E ti farò ora alcuni esempi di come vivere questo servizio. Starai con i giovani, condividendo con loro momenti di vita? Sei un giovanilista. Farai il rosario con le vecchiette nel mese di maggio? Sarai un devozionista. Ti dedicherai alla preghiera, magari con la comunità, uno spiritualoide. Farai cose, magari dedicandoti alla cura delle strutture, degli spazi, un muratore. Seguirai con cura il catechismo, i catechisti, l'educazione dei ragazzi, un operatore sociale. Sarai attento non solo ai poveri, agli immigrati, ma alle condizioni che generano la povertà e il disagio. Un rivoluzionario, non volevo usare un'altra parola. Sarai attento alla liturgia, curando la celebrazione della messa, i canti, gli arredi sacri, che tutte le cose siano a posto. Un fissato. Quale soluzione? Vivi il tuo servizio nella libertà. Tu, carissimo, impara a farlo giorno dopo giorno, ecco, dicendo: c'è una Chiesa che può far conto su di me. Farai convergere in te tante componenti della comunità, i bambini, i ragazzi, le famiglie, i singoli, i poveri, i malati, i lontani, anche gli avversari. Tu ne sei il cuore, ne sei la voce, ecco perché sei rappresentante del popolo presso Dio. Il Vangelo di Giovanni che abbiamo ascoltato ci ha spiegato bene la missione del Figlio. Dio non ha mandato il Figlio nel mondo per condannare il mondo, ma perché il mondo sia salvato. La salvezza, cioè il servizio di amore. Ancora una parola e concludo, una parola che non è mia, una parola che mi è stata consegnata 9 anni fa. Eravamo nella chiesa quella volta, non qui, però diciamo in questa parrocchia, da Don Fulvio, in occasione della mia prima Santa Messa. Mi disse questa parola che adesso ti voglio riconsegnare: non sentirti mai un uomo arrivato. Questo è l'impegno che ho ricevuto e che ti voglio riconsegnare. Buon cammino allora. Qualunque cosa il Signore per mezzo della Chiesa ti chiederà. Ama sempre la Chiesa, nonostante tutti i suoi limiti e le ferite. Ama la nostra piccola Chiesa particolare, talvolta sembra un po' sgangherata, ma non come una macchina da far funzionare ben oliata, come una famiglia da custodire. Noi ti accompagniamo con la nostra preghiera e tu portaci con te all'altare del Signore. Buon cammino, te volemo bene.
Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore Dio nostro, la comunione al tuo sacramento e la professione della nostra fede in te, unico Dio in tre persone, siano per noi pegno di salvezza dell'anima e del corpo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ci sediamo ancora un attimo. Bene, già all'inizio ho ringraziato alcune persone qui presenti come il signor Sindaco e anche la mamma Yolanda che nonostante è qui, grazie, io dico che merita anche lei un bel applauso. E ringrazio tutti quanti, il coro lo ringrazio, non l'ho ringraziato all'inizio perché ci avessero cantato male, invece come sempre hanno animato e sostenuto questa liturgia. Un grazie al coro guidato come sempre magistralmente dal maestro Ugo. Grazie a tutti quanti, ai bambini che hanno fatto i chierichetti, che stanno imparando, vedo molto bene, e a tutte le persone che hanno lavorato per questa bella festa. Avremmo voluto, come sapete, partire dalla casa di Don Manuel, venire qui processionalmente per animare un po' anche il paese. Purtroppo non è stato possibile, comunque non importa, la festa è bella lo stesso, come dicevo, prete bagnato, prete fortunato. Avrò dimenticato certamente qualcuno da ringraziare e ringrazio anche quelli che ho dimenticato. Ecco chi ho dimenticato. Ho dimenticato naturalmente Don Giulio, che ci ha reso partecipi della sua bella riflessione sul sacerdozio, ecco. E quello che ha detto è molto profondo, è servito anche a me, che sono sacerdote ormai da tanti anni, ma come dice lui abbiamo bisogno sempre di riscoprire le fondamenta del sacerdote. Mi ha colpito che innanzitutto c'è la relazione col Signore, la relazione col Signore
a partire appunto dalla Trinità, eccetera. E questa relazione col Signore porta poi al servizio, alla relazione con gli altri. Ecco, io ti auguro, caro Manuel, che tu ti metta al servizio, libero, come diceva Don Giulio, dai giudizi delle persone, perché se si va dietro a quello che fa i giudizi delle persone si diventa matti, non si finisce più. Allora è importante compiere il bene, che il Signore ti aiuti a compiere il bene nella tua vita e ad essere attento. Io ho conosciuto Don Manuel la prima volta in carcere, non perché era carcerato, ma perché è venuto lì col vescovo per una messa, non mi ricordo se era Natale, Pasqua, eccetera, e l'ho conosciuto lì. So che nella sua storia questa attenzione a coloro che sono nella sofferenza, a coloro che sono stati feriti profondamente nella vita, ecco, che tu possa mantenere sempre nel tuo ministero sacerdotale questa attenzione agli ultimi, ai feriti della vita, e che sono per noi Gesù Cristo, come dice sempre il Papa. Bene, non voglio fare un'altra predica, ma concludo dicendo che ti ringraziamo veramente, Manuel, per il tuo sì, e ringraziamo Dio che ti ha scelto e ti ha chiamato. Non tutto finisce qui, nel senso che dopo c'è anche, possiamo stare assieme, mangiare qualcosa, bere qualcosa assieme, un momento di agape, per usare una parola grossa, un momento di fraternità, che è molto importante anche questo. Bene, sì, un'altra cosa che dimenticavo, mi hanno detto di dirvi che se volete vederli in televisione, domenica 11, cioè domenica prossima alle ore 9, su Tele Pordenone ci sarà una sintesi di questa celebrazione alle ore 9 su Tele Pordenone, canale 16. Quindi potremo anche vederci in TV. Cose, soprattutto questo mistero grande che è Dio. Se lo sono domandati i filosofi, se lo sono domandati i santi. Sant'Agostino, guardando un bambino che stava scavando una buca sulla spiaggia, si chiedeva cosa facesse. Lui voleva prepararla per contenere il male. Sant'Agostino dice: com'è possibile? Beh, io conterrò il male prima che tu capisca l'immensità di Dio. E vedete, anche il poeta Khalil Gibran si chiedeva: ma chi è Dio? Qual è questo mistero? Beh, è un cuore che sa contenere tutti i nostri cuori, è un amore che sa custodire tutti i nostri amori, è uno spirito che sa sostenere tutti i nostri spiriti, è una voce che sa abbracciare tutte le nostre voci. Chi è Dio? Se non quel mistero grandissimo che rappresenta la Trinità, che ci dà in questo suo silenzio, alle volte profondo, la speranza di entrare anche dentro di noi e di scoprirlo dentro di noi. Dentro ognuno di noi, dentro il cuore di ognuno di noi c'è la vocazione a Dio, c'è la vocazione a questo grande mistero che abbiamo festeggiato oggi. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi custodisca. Faccia risplendere per voi il suo volto e vi faccia grazia. Rivolga a voi il suo volto e vi conceda la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nel nome del Signore andiamo in pace. Grazie a Dio.
Per 20 anni ha fatto il postino in Istria e per altrettanti 20 è stato guardia giurata. Tutti lo descrivono come la memoria storica salvorina, ma lui preferisce l'appellativo di factotum di Bassania di Salvore, dove abita a 2 passi dal mare e dove si trova la sua immensa collezione, che ha trovato spazio nella sua casa frequentata da tantissimi visitatori. Ma lui chi è? Giulio Codilia, nato 29 agosto a Bassania, 20 metri da dove ci troviamo in questo meraviglioso posto pieno di storia, Galleria Fotoricordi. È visitata in 6 anni da moltissime persone, da 1150 persone individuali, console italiano, l'onorevole El Sabor, nostro Furio Radì, Maurizio Tremol, tantissimi. Da me sono state moltissime televisioni, insomma ho qualcosa da dire e da mostrare e da far vedere alle generazioni future il passato nostro di gente istriana, oriunda anche i miei dal 1849 qui a Bassania, però sono anche i miei trisauri, nonni vecchi, sono arrivati dal Friuli. Al di là dei ricordi di famiglia, ma la cosa più preziosa che c'è in questo museo qual è? Per me sono tutte cose preziosissime. Ho documenti, cartoline della nostra famiglia, ho il passaporto vecchio di mio zio, il fratello di mio nonno, datato 27 agosto 1875, rilasciato a Parenzo il 30 maggio 1921, ancora sotto Vittorio Emanuele III. Poi fotografie dei nostri combattenti, dei miei nonni, di mio bisnonno, degli avi, fotografie antiche con oggetti. Ho 3 orologi, ognuno più vecchio di 100 anni, uno ne ha 112 e lavorano ogni giorno perché il tempo passa anche per i defunti, non li lascio fermare mai. Da dove è nata questa passione? Ma da sempre, quando facevo il postino, raccoglievo tutto, raccoglievo coltelli, coltellini, baionette, pistole, documenti, fotografie. Essendo musicista, suonando tutta la vita, sempre qualcuno mi dava: Giulio, ti vuoi la fotografia? Giulio, te dago la fotografia. E io raccoglievo tutto. Nel futuro ho fatto questa casa abbastanza grande e avendo spazio ho detto devo mettere queste cose non soltanto nei cassettini, in qualche, come noi in dialetto diciamo, in qualche armeron, che sia all'oscurità della luce e del mondo. Metto in vista, ho fatto questa galleria chiamata un po' anche quasi museo, ma io la chiamo Galleria Fotoricordi. Negli anni il successo ha dimostrato l'interesse per la storia, per le fotografie, ha dimostrato che ho fatto una cosa positiva. A Salvore si parla soprattutto del faro. Qui c'è un pezzo di storia perché la custodisce questo museo. Qual è? È la storia del faro, il faro costruito nel 1818 da Pietro Nobilo, che non vado a raccontare tutta la storia. Sono contentissimo, specialmente questi giorni, perché abbiamo ricevuto un regalo dal nostro carissimo Ferdinando Simonovic di Torre, il modello del faro di Salvore, a scala proprio originale, con la lucetta si accende alla sera all'imbrunire, lavora anche in questo attimo che state filmando me. Sono statico, però il faro lo sto guardando. Parlo un attimo di Ferdinando, un grandissimo amico, noi si suona da molti anni per beneficenza. Il faro è il punto di navigazione per tutto il Adriatico, per Nord Adriatico, ma la storia è vasta, la storia del faro di Salvore è vasta, è il più grande faro dal lato Adriatico e anche abbastanza più in lungo. Io lo canto nelle mie canzoni, essendo musicista, compositore, canto anche il faro di Salvore, è una forza grandissima. Io ho proprio la lampadina originale del faro, anche custodita qui
il nostro faro di Salvore è la luce dei nostri avi, dei nostri genitori, della nostra generazione e delle generazioni future. Il faro è un simbolo grande nostro di Salvore. Questa è la lampadina del faro di Salvore, ogni un paio d'anni viene cambiata. L'ho ricevuta in dono proprio dal fanalista il giorno 13 dicembre 2011. Il giorno 13 dicembre è il giorno di Santa Lucia, la protettrice della vista. E per questo tengo questa lampadina così cara, perché mia nonna defunta si chiamava Lucia, collegata col faro di Salvore che dà una luce. Guarda il caso, mia nonna gli ultimi 3 anni della sua vita era cieca. Queste 4 immagini che avete visto adesso è la chiesa e il campanile della chiesa di Torre, lavori del nostro carissimo Ferdinando Simonovic, poi ci ha regalato il faro di Salvore visto poc'anzi e una casita, noi in istriano diciamo l'Istarski Casum, la casita istriana fatta in pietra istriana, lavorata a mano. Sono 4 opere, 4 miniature fatte da un personaggio splendido, un grande amico, il nostro carissimo Ferdinando Simonovic. In questa nostra visita, in quel di Bassania di Salvore, da Cicerone l'ha fatto Simonovic, un toresano amico di Giulio, anche lui appassionato di musica e da sempre anima della banda d'autori di Torre, che ha anche la passione di lavorare la pietra per ricavare pregevoli lavori, come quelli che si trovano in casa di Giulio Codiglia, il faro di Salvore, la casita istriana, la chiesa di San Martino ed il campanile di Torre, ovvero tutte riproduzioni realizzate esclusivamente in pietra d'Istria. Ecco le sue parole. Dove nasce questa passione e come mai così, soprattutto nei ricordi della terra, che quindi la pietra? Questa passione è nata proprio a scuola, dove mi lavoro là come manutentore, e ho visto i fiori che interessai ai nostri motivi istriani e ho cominciato a fare con questi sassolini. Ho visto che ne ho esperienza poca e ho detto comincio a fare qualcosa di importante. Allora ho visto con queste casite e con i muri a secco e ho visto che qualcosa viene, una bella immagine, una bella figura del nostro paesaggio, e ho detto ma non mi fermo qua. Allora ho detto perché non fare una piccola rappresentazione del mio paese, ho fatto una chiesetta, ho fatto anche il campanile, e siccome per l'amico Giulio ho detto che facciamo un bel ricordo ai salvorini, ho detto fermo che su anche il faro, così mi veniva l'idea, ho fatto un bel faro, e per non dimenticarlo che questo fa anche una bella luce, che ho messo una piccola lampadina che dà l'immagine del lontano con i pescatori che dà la retta via. Tanti personaggi conosciuti, ma tanti personaggi sono stati anche qui presenti su questa bella realtà a Bassania. Qui da me all'inizio ho detto è il console italiano, signor Rustico, Furio Radin, Maurizio Tremol, Rossit Del Bello, il sindaco di Umago, la vice Zuppano, adesso la Giuseppina Raico. Durante questi 6 anni personaggi che sono entrati qua, tantissimi cantanti, essendo conduttore radiofonico da 21 anni ho una trasmissione Festa Istriana in radio a Umago, una radio privata, tutti gli ospiti che abbiamo, i cantanti, musicisti arrivano anche qui da me per vedere, per lasciare un segno. Ho 5 libri già, anche voi credo lascerete una firma, un segno in questa galleria, insomma sono stati molti. Un ricordo di Battisti e Mogol. Il defunto Battisti e Giulio Mogol erano ospiti qui a Salvore, a Bassania vicino a me, li ho conosciuti all'epoca tutti e due. Nel futuro ho suonato con Achille Togliani, anche defunto. Suonavo all'epoca la batteria, ho fatto 30 anni di batterista, ho fatto un ultimo dell'anno con la Rita Pavone, con suo marito Teddy Reno, ho avuto il piacere di essere anche con Bobby Solo, sapendo Bobby Solo è nostro quasi concittadino perché i suoi abitavano vicino qui a Salvore. Insomma, poi cantanti croati a livello nazionale ne ho conosciuti e ho cantato e sto anche
suonando e cantando certe volte ancora con dei grandi personaggi. Ma in questo scrigno cosa c'è? Di tutto e di più, tutte le piccole cose che fanno grande la storia nostra, che non stavano più giù nella galleria fotoricordi, sono messe qua in questo spazio di 3 metri per 2 metri e mezzo. Sono cose minuscole però che facevano parte della storia di Salvore, parlando in dialetto, ordegni di lavoro, cose minuscole, accendini, ma qualsiasi cosa piccola, minuscola è messa qua. Una piccola anfora delle cose trovate in mare, insomma orologi, anche un po' di tutto, in miniatura. C'è qualcosa di prezioso? La cosa preziosa l'ho giù. Ho trovato un coltello, essendo per 20 anni facevo il sommozzatore, ho trovato un coltello del fascismo italiano in uno scafo anche italiano affondato nelle nostre acque. Io ho anche qualcosa della guerra, ricordi miei, della famiglia, però che non vado adesso a raccontare ogni pezzo per pezzo. Insomma, sono qui in questo ambiente piccolo ma pieno di storia. Giulio Codiglia, che fa parte da sempre della comunità degli italiani di Salvore, come ama ricordare lui, oltre ad essere un eccellente musicista con la sua inseparabile fisarmonica, ma soprattutto è l'animatore di tante feste popolari e del Carnevale di Salvore. E così, prima di congedarsi da Salvore, ha voluto proporci un insolito duetto con Ferdinando Simonovic sulle note della Mula di Parenzo, poi il commiato da Salvore con una dedica speciale a testimonianza anche della nostra presenza, che resterà incastonata all'interno della sua dimora, scrigno inestimabile di una vita piena di ricordi e di eventi che hanno segnato la storia della terra istriana. Ai che figli
sorriso, il sapere, che culto il dolor, si donò ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor. Ombrislia che lungo il tuo nido va scorrendo sul placido mar, a te manda un festevole grido, con amico sul far. Vuoi smeraldi che bimbi olivetti, sono i figli a lontano stranier, sono sempre più dolci vignetti, nuova fonte di vita e piacer. Delle muse, il sorriso, il sapere, me culto il dolor, si donò ai tuoi figli che brilla sul viso, l'amistade che viene dal cor, l'amistade che viene dal cor. Delle muse, il sorriso, il sapere,